Buona giornata dalla redazione Media Web TV Europe. Siamo alle Break News. In primo piano il summit al World Economic Forum di Davos con i capi di Stato e di Governo. Il Presidente del Consiglio Conte ha incontrato ieri la cancelliera Angela Merkel in un incrocio casuale al bancone di un bar del WEF, intrattenendosi in un bilaterale improvvisato di 15 minuti davanti ad un caffè. A proposito del seggio del Consiglio di sicurezza dell'ONU, Conte ha detto che esiste una retorica europeistica che però l'Italia non è più disposta ad assecondare. Conte ritorna anche sullo scontro con la Francia, che la ministra transalpina per gli affari europei Nathalie Loiseau ieri ha definito una gara di stupidità. Il premier italiano ha confermato che il rapporto d'amicizia non è assolutamente in discussione. Si tratta però di affrontare i problemi politici critici dell'agenda attuale. Roma-Unione Europea, duello sulla missione Sofia. Salvini dopo le critiche di Berlino dice nuove regole antisbarchi o stop. Nel pieno della polemica sulla gestione dell'accoglienza ai migranti, martedì è filtrata dalla Germania l'indiscrezione che il governo tedesco sarebbe intenzionato a sospendere la partecipazione alla missione Sofia. Ma ieri, dopo aver incontrato la cancelliera Angela Merkel, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha spiegato che la Germania darà ancora tutte le garanzie necessarie per non abbandonare la missione. Veniamo alle ultime notizie da Borsa Milano. L'inversione di tendenza di Wall Street dopo la fiammata iniziale ha frenato anche Piazza Affari con il FTSE MIB che è in positivo per quasi tutta la seduta, ha poi chiuso in leggero calo al meno 0,19%. Piatti anche gli altri indici europei in attesa del meeting della BCE in programma quest'oggi. Sul listino italiano Juventus si attesta al 2,41% registrando il terzo rialzo consecutivo, mentre ha recuperato terreno Unicredit a 1,65%. Bene anche Poste Italiane alla più 0,93% e Tenaris a più 0,91%. Nel segmento Star balzo di Fiera a Milano al più 8,21%, in rosso invece i titoli del gruppo Agnelli con Exor al meno 1,68% e le controllate Ferrari a meno 1,61% e CNH Industrial e FCA entrambe al meno 1,32%. Giù recordati al meno 1,6% e Biper al meno 1,47%. Erano queste le ultime notizie giunte qui in redazione da Piazza Affari Milano. E veniamo allo sport con le notizie di mercato che riscopre e rilancia il Made in Italy con i talenti italiani che vestono la maglia azzurra, fra i quali spiccano tra i più gettonati e richiesti a livello internazionale Chiesa, Sensi, Darmian, Gagliardini, Zappacosta, Tonali, Lazzari e il cagliaritano Nicolò Barella. Il campioncino rossoblu è conteso adesso dal Napoli che lo vorrebbe subito a gennaio, ma il centrocampista è perplesso e medita di chiudere la stagione a Cagliari. A giugno la soluzione più probabile potrebbe essere l'Inter. Giulini, infatti, il presidente dei sardi, ha già fatto il prezzo, 45 milioni di euro, e individuato il sostituto, l'uruguaiano Nández, del Boca Junior. Salve amici del Centro Meteo Italiano, l'arrivo di aria polare porta freddo e neve a bassa quota sull'Italia. Vediamo allora nel dettaglio le previsioni per giovedì 24 gennaio. Al mattino neve in pianura sull'Emilia Romagna e fiocchi in Appennino dai 300 metri delle Marche ai 1000 della Calabria. Nevicate anche in Sardegna a bassa quota sulle zone interne. Continua a nevicare anche nel pomeriggio a quote medio-basse sui rilievi appenninici e sulle isole maggiori. Tempo più asciutto al nord con cieli irregolarmente nuvolosi. In serata e in nottata, maltempo al sud e sul versante adriatico con fenomeni localmente intensi. Ancora neve sui rilievi e sulle zone collinari fino a 300-500 metri al centro e fino a 500-700 metri sui settori meridionali. Ampie schiarite al nord e sul Tirreno. Dando uno sguardo alle temperature, sia le minime che le massime rimarranno stabili o tenderanno ad aumentare. Tutte le previsioni dettagliate per le vostre località le trovate sul nostro sito oppure sulla nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano.